E a tutta la squadra di collaboratori che lavora per lui, perché per noi è un orgoglio avere qui a Codogno una realtà produttiva di questo tipo. Pensare che in Finlandia o in Svezia ci siano banconi che vengono prodotti a Cimavilla di Codogno fa pensare, diventa anche un motivo per noi di andare a testa alta sempre in giro per il mondo, perché quello che produciamo sono sempre prodotti di altissima qualità e i risultati che ho sentito oggi sono veramente straordinari. Quindi continuate così, avete raggiunto i 18 anni, oggi siete maggiorenni, adesso vi aspetta la maturità e lo sviluppo sempre maggiore di questa realtà. Io ho conosciuto Elio in un'occasione nel 2010 all'Expo di Shanghai, quando aveva partecipato al progetto Labin. Qui tra l'altro c'è anche il sindaco di Conegliano, che era stato il comune di Conegliano è stato all'epoca uno dei promotori di questa iniziativa e coinvolgeva i ragazzi, quindi anche l'azienda è stata sensibile a coinvolgere i ragazzi, a partecipare, a finanziare, a collaborare per fare in modo che anche i nostri giovani possano avvicinarsi al mondo dell'impresa e possano, come dire, imparare a capire come stanno andando le cose. E oggi le cose funzionano non solo in Italia ma nei mercati globali, quindi il vostro impegno nel mercato globale deve continuare e io vi faccio veramente tanti complimenti, un grosso in bocca al lupo e continuate così. Grazie. Stavo pensando che se ci fosse l'autonomia avrebbe più senso lavorare. Questi fatturati. No, i miei complimenti a Elio e a tutta la famiglia e a tutta la squadra, no? Perché poi è un lavoro di squadra. E vi ho chiesto prima, ma come sei andati gli anni della crisi? Per fortuna bene, però se avete visto c'è una slide che è molto, fra l'altro Elio ci ha anche soffermato, i primi 10 anni rappresentano una produzione che è meno della metà degli ultimi 8 anni e penso che questo sia il significato di un'azienda che cresce. Dopodiché, guardate, se voi sentite in giro per l'Italia del Veneto, sembra che sono tutti dei lazzaroni che pensano solo in skate. Tanto qua avete davanti un imprenditore che si occupa anche di sociale, perché voglio ricordare che il tuo impegno è la piccola comunità. Qua ci vuole un applauso. Non voglio sottolineare l'emozione, però io che di imprese ne vedo tante, dico che non incontro imprenditori e la prima cosa è che ci mettono nella passione, no? Perché queste robe qua se le fai solo guardando il bilancio. C'era il fondatore di una banca d'affari, Lazard, che esiste ancora questa banca, una grande banca d'affari, diceva che se uno rischia tanto perde tutto, se rischia poco non guadagna nulla. Cioè, non è facile, eh? Quindi a quelli che magari sono tanto distanti dalle nostre imprese descrivono questo. Noi abbiamo 600.000 partite IVA in Veneto, voi siete una delle partite IVA che producono, creano occupazione e mandano tutti gli anni 150 miliardi a livello nazionale, perché è il PIL del Veneto. Ecco, viste da distante sembra una roba senza anima, no? Però poi alla fine vedete che queste imprese rischiano del proprio e credono in questo. Cioè, se voi mettetevi nei panni di Doro, no? Siamo nel 2001, esce da sta azienda e dice, continuo a fare, mi occupo di una nicchia, no? Perché poi una nicchia sono 2 i produttori europei, lo diceva prima lui, bisogna che ci sia voglia di fare, ma che ci sia anche quella passione che poi, come si può dire, lambisce molte nostre imprese, e forse questo è il segreto del successo, no? Crederci. E lo dico, e chiudo, lo dico perché a volte trovo ragazzi, si dice sempre della disoccupazione intellettuale, però io ai ragazzi dico no, cioè, ci sarà sicuramente in giro un quindicenne, un ventenne, quello che è, che diventerà presidente della regione, che diventerà sindaco di una città, che diventerà un imprenditore. Cioè, se i ragazzi hanno una visione, comunque il mondo continua ad avanzare bene, ma se già ti metti in cantiere e dici non c'è più futuro, finisce male. E quindi anche questa visione, no, io lo dico sempre, solo i pessimisti non fanno fortuna. E penso che sia questo il motivo per cui bisogna andare avanti, solo i pessimisti non fanno fortuna. Grazie per le tasse che te paghi.